La donna si era da poco lasciata con il marito, Pietro Geraci, titolare di un'azienda agricola zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, la mamma, Maria Stella Traina, di 32 anni, di Santo Stefano Quisquina, con a bordo i suoi due bambini, sarebbe dovuta andare a lasciare la figlia maggiore a scuola. Per lei doveva essere il giorno della gita. Poi, dopo la scuola elementare, verosimilmente, Maria Stella Traina sarebbe andata a lasciare il piccolo all'istituto dell'infanzia e alla fine avrebbe dovuto recarsi al lavoro. Invece il tragico incidente lungo la statale 118, la Corleonese Agrigentina, incontrata con Tuberna, la Fiat Punto guidata dalla donna è all'improvviso, dopo aver strisciato contro il guardrail che si è staccato nella parte superiore, uscita fuori strada ed è precipitata dal cavalcavia. Oltre 20 metri d'altezza, sia la 32enne che il bambino di soli 4 anni, Angelo, sono morti sul colpo. Gravemente ferita, ricoverata all'ospedale dei bambini di Palermo, l'altra figlioletta di 7 anni che ha riportato contusioni polmonari e trauma cranico. La Procura della Repubblica di Sciacca, competente per territorio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le cause dell'incidente non sono chiare. Forse l'auto procedeva a velocità sostenuta, potrebbe esserci stata anche una distrazione, oppure un malore improvviso della donna. Nessuna di queste ipotesi è stata esclusa dai carabinieri.